è perché è l'unico modo per restituire un po' di fiducia e di speranza nelle proprie comunità. Però io so anche che quello che vuoi fare, con tutte le difficoltà e i limiti di questo momento storico, è molto di più del rispondere a delle esigenze. Voi state restituendo fiducia alla politica. E io credo, lo dico qui a Catania terminando, che la politica sia la cosa di cui questo paese ha bisogno. Perché la politica non è, anche se messaggi contrastanti hanno distrutto questo concetto, la politica non è semplicemente esercizio del potere. La politica è innanzitutto il tentativo di dare speranza alle persone. Io la vedo così. Poi certi politici la speranza la tolgono, non la danno. Ma andando casa per casa, strada per strada, azienda per azienda, perché una parte vorrebbe tenerci chiusi nel palazzo a Roma, e io ho fatto il sindaco, e io non ci sto chiuso nel palazzo. E il sindaco, quando fa il sindaco, non sta fermo ad aspettare che gli arrivino i redditi. Il sindaco prende e va dal negoziante, il sindaco prende e va dall'associazione di volontariato, il sindaco prende e va dall'ospedale, al pronto soccorso dell'ambulatorio. Il sindaco fa questo. E noi che facciamo un governo fatto da sindaci staremo in mezzo alle persone tutte le settimane, contestazione o non contestazione.